Siamo qui con Stefano Bottani alla fine della vittoria della Clivense, partita bagnata, partita fortunata, diciamo, no? Però c'è poco di fortuna, ma c'è un grande atteggiamento della Clivense che fin dai primi minuti ha attaccato, ha avuto un sacco di occasioni, poi nel secondo tempo questo 1-2-3 di fila che ha chiuso il match. Sì, molto bene, sono molto contento, siamo molto contenti. Ci voleva perché comunque oggi la Clevense fin dai primi minuti, no, ha dimostrato di volerla portare a casa a tutti i costi e nonostante anche poi nel secondo tempo una presa sotto la pioggia, una grande doppietta di Bomber Antenucci e in mezzo il gol di Florian. L'avevate preparata così? Sì, l'avevamo preparata così e ormai adesso l'unico pensiero è quello di fare quello che abbiamo fatto oggi e sarà per le prossime anche così. Adesso il prossimo match contro la Belfiorese, poi oggi eravamo anche con l'orecchio dall'altra parte, no? Con Ambrosiana che ha fatto un po' quello che ha fatto la Clivenzi settimana scorsa col Castelnuovo, no? Sotto 2-0, poi alla fine 3-2, però noi bisogna pensare prima di tutto a noi stessi, giusto? Solo noi stessi. E ultima battuta ragazzi, come sono rientrati in spogliatoi? Molto contenti, soddisfatti, entusiasmo giusto, mentalità giusta e ci fa ben sperare per le prossime. Grazie.